Ora sentiamo la grossa compagine dei costumi sardi, la maggior parte sono costumi della città di Oristano. Domenica in corteo in Italia erano circa 800. Abbia il costume può partecipare alla filata al corteo della Sardegna. Ecco, vediamo la chiusura con i costumi da sponde di gara, tutti ben messi, ben sistemati, grazie alla collaborazione del gruppo Italia Oristano. Grazie. Certo, ma scusa. La carta e tutti fanno a gara a essere presenti nella filata della Sardegna. Ora siamo in attesa dell'arrivo del gruppone di componidori. Oggi è il turno di San Giuseppe, i colori sono il rosa e il celeste. Però se siamo in lontananza al rullo dei tamburi vuol dire che sono nella vicinanza. Ecco, vediamo il grande movimento sul corpo, palla, tutti assieme davanti alla partita del Pompoidori. Ecco, vediamo la partita del Pompoidori che il suo secondo esercito indossano dei costumi di Cagliari, una partita con costumi del nuorese, caratteristiche sono gli squarci rossi sulle spalle, molto meno assorbite la bandatura con il costume. E allora vediamo la parecchia con il costume di Oristano, riportati in una maniera perfetta, con una bandatura eccezionale, una carriera di costume. Ora vediamo ancora dei costumi meravigliosi con gli squarci rossi, molto belli i costumi con il sottosella splendidi, ancora i costumi della gente cagliaritano, costumi pinai, toni di verde, ancora gli abiti di velluto, le donne di Roseto Santa Vittoria, molto bello il costume, ancora i velluti,
i cavalli, guarda questi cavalli. Ancora molto belli questi costumi di panno nero con gli squarci rossi, molto ben abbinati con le coccarde, bellissimi. Ancora i costumi di Lughetto Santa Vittoria, belli squarci di terciopelo viola, ancora Oristano, e il Samugeo con i splendidi ricami, bellissimi. Ancora gli abiti, una versione dell'abito di velluto su toni del duetto. E vediamo ancora una rivisitazione dell'abito tradizionale con le classiche piazze invernali. Ancora una versione capitanese. Vediamo ancora Oristano con i classici gabbani, bellissimo, l'abito è velluto nero col gabbano, ancora gli squarci di velluto molto belli, ancora i costumi probabilmente sono di Macoveno di Bosa, gli squarci sono molto simili, ancora molto bella la bottoniera di questo complesso bellissimo. E poi vediamo Nuoro, la donna sobria al centro con gli antichi abiti. Vediamo ancora abiti dei loro colori. Vediamo ancora i costumi di Belvì, molto belli, molto ben azzeccati. Ancora l'abito di velluto, vediamo ancora lo splendore di Samugeo con il loro Hanno un po' stonato adesso con le trombe. Sono